Serie B-Win, tutti i colori della passione. 40ª giornata della Serie B-Win allo Stadio Menti. Il Vicenza ospita il Pescara per una sfida tra due formazioni che cercano il disperato recupero in zona playoff. Nella gara d'andata vittoria del Pescara per 1-0, il gol di Mengoni, dirige l'incontro il signor Candussio e dopo l'ingresso in campo delle squadre le due formazioni hanno osservato un minuto di silenzio per ricordare l'allenatore dei giovanissimi del Pescara, Flavio Bottarini, scomparso per un infarto a 53 anni. Dopo il minuto di raccoglimento subito Vicenza in attacco con la conclusione di Paro e la parata di Pinna. Prova a rispondere allora il Pescara, sinistro di Sansovini, rimpallato, pallone sulla destra, tiro cross di Gessa, bravissimo Russo nella respinta e poi Sansovini fallisce il tap-in insidioso, il cross a rientrare. Bravo il portiere del Vicenza a dire di no all'esterno del Pescara. Pescara che spinge ancora, la girata volante di Sansovini con il sinistro su perfetto cross di Petterini. Bravo ancora l'estremo difensore del Vicenza a dire di no sul finale del primo tempo. La girata di testa di Martinelli, pallone alto, ci prova allora Bonanni dalla sinistra, conclusione forte ma imprecisa. Ancora Vicenza, ancora Martinelli, la respinta sulla linea di porta di Verratti a dire di no al colpo di testa del difensore del Vicenza. Finisce 0-0 il primo tempo e allora nella ripresa è ancora Vicenza a spingere e a trovare il gol del vantaggio dopo 3 minuti con questa precisa triangolazione che porta Abruscato al sinistro sotto misura che supera Pinna e vale il gol dell'1-0. Rete numero 17 per Elvis Abruscato, bravissimo a dialogare con il compagno Rigoni, un dai e vai al limite dell'area e poi il sinistro sotto misura, pallone che tocca la traversa ed entra in porta. Vicenza dunque in vantaggio, prova subito la risposta del Pescara con Gessa, il suo destro è però debole. Ancora Pescara con il pallone in profondità per Sansovini, il suo sinistro, il perfetto intervento del portiere del Vicenza, ancora a dire di no all'attaccante del Pescara. Pescara che spinge e raggiunge il pareggio al minuto numero 29 della ripresa con Samuele Olivi, bravo ad inserirsi sul primo palo e a girare di testa anticipando Russo, gol che vale l'1-1 al Pescara. Il Pescara ci crede allora e 4 minuti dopo trova il gol del vantaggio con la girata spettacolare di testa di Sansovini al suo 10° gol in campionato. Perfetto il movimento dell'attaccante a tagliare sul primo palo, perfetto il suo colpo di testa, altrettanto bello il cross dalla sinistra di Giacomelli a servire il compagno di reparto. Allora cerca la reazione il Vicenza, prima botta con un sinistro da Limite parato da Pinna e poi Abruscato che non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Nei minuti finali il fattaccio, calcio di rigore per il Vicenza per atterramento di Pinna su botta, ma c'era un fallo precedente di Abruscato non visto dal direttore di gara. Candussio che poi estrae il cartellino rosso a Pinna, allontana anche l'allenatore del Pescara Di Francesco e al minuto numero 94 è Arma a realizzare il gol del 2-2 definitivo. Finisce così la sfida del Menti, Vicenza 2, Pescara 2, Pescara che rimane a quota 53 punti, Vicenza a 50 e salutano le speranze playoff.